Io non riesco proprio a capire questo cambio di BPM, cioè io vorrei tanto sforzarmi di trovare un senso e un miglioramento. Stiamo parlando veramente di 2 bpm, non è che stiamo correndo... cioè No, non- lo so, ma io non sta quando facendo un extra beat canto, oppure quando canto, io 15 sento, bpm. quando canto io sento proprio che corro. Mamma mia, che schifo, che schifo. Che c'è, non ti piace? Mm? Non ti piace? No. Cioè, il ti amo e non lo sai. Ciao. Ciao. Senti, hai la maglia di Amici? No, cioè Dove sta ce di là, l'hai? sta a casa. La vai a prendere un attimo, per favore? Sì. Riguardatela un secondo ancora. Ok. Senti, intanto, prima di tutto ti chiedo una conferma. Tu sei lo stesso LDA che davanti a me ha detto che il produttore di Whale per te era un grande, che ti tremavano le gambe solo a vedere Certo. che avrebbe prodotto il tuo pezzo? Sei lo Certo. stesso? Sì. Tante emozioni, sono contento. Cioè, onorato pure, capito? Cioè, è tanta roba, cioè, già parlarti, capito? Sto tremando, ti giuro. Mi fai venire il dubbio perché quando te lo presento tu dici questa cosa, passano poche ore e vai in studio. E ho detto il cambio del BPM e non solo quello, ho detto che per me è una grande Ho detto esattamente questo e quindi Molto sono bene. stato molto maleducato. Molto bene. Quanti dischi di platino hai fatto tu da quando hai iniziato a fare questo lavoro? 0. 0. Ok. Contesti un produttore che ha una parete piena di dischi di platino per i lavori che ha fatto, che ha lavorato con praticamente una buona parte di tutti i più grandi della musica italiana, soprattutto recenti della tua età, Certo. ok? Ma non solo. No, non lo so, Ma lo non so, lo so solo. benissimo. E tu ti permetti di contestarlo? Questa è la Lo domanda. contesti all'inizio del lavoro, peraltro, neanche alla fine, dicendo che non condividi le sue scelte. No, perché posso spiegare? No, sì. No, sì, è vero, tutto quello che Ah, stai dicendo. Sì, ok. sì. Sono stato maleducato a dire è una cazzata. Questo sì, lo ammetto. Sono stato molto, molto maleducato. E chiedo scusa, però non me la sentivo più mia, ero preso dal nervoso in quel momento. Perché mentre la cantavo non... Cioè, presente quando poi ti senti tutto sbagliato? Esattamente quello, capito? È stato il... come mi sono sentito. E quindi ho chiesto se era possibile abbassarle ai 2. Infatti ora mi trovo benissimo, con 2 bpm in meno. Adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, ma 2 bpm di differenza Sì. sono una cosa che non dico che non si sente neanche ad orecchio, ma è una differenza talmente irrisoria che dire che non senti più tu la canzone, a parte che dire non sento più mia la canzone, fossi No, Bob non sento più Marley, mia. io direi scusa Bob, hai ragione, la canzone deve essere tua. Tu ancora, diciamo, ne hai un po' di strada da fare, ma dopo 2 ore di lavoro contestare un produttore che ti è stato assegnato, Certo, no, del è quale tu eri assolutamente pazzo di giusto. gioia, mi sembra onestamente un po' fuori dal contesto. Certo, no? certo. Mi sembra anche un po' al di sopra di quello che può essere la possibilità che hai in questo momento di criticare, visto che di esperienza, diciamo, ancora non ne hai molta. Certo. Rudy, ero nervoso mentre cantavo. Il nervoso qui dentro Non esiste. te lo fai passare. Mi dispiace, ma ero preso dal nervoso stamattina. Tu ti devi spiacere per come Per come mi sono comporti tu. comportato, certo. Per aver detto che è una stronzata, per aver detto che fa schifo, perché in questo momento io non capisco se tu sei sincero, perché magari fra 2 ore dici che dico delle stronzate anche io. No. Questo è quello che per me è fondamentale. No, riconosco il fatto che sono stato maleducato, Ok. maleducato. Bene, mi fa Il piacere. fatto che... Altro punto, ti ho assegnato un pezzo di Basta, Mengoni. Sì. Molto bene, ci piace? Allora, inizialmente no, l'ho provata sul pianoforte, ci ho scritto sopra e lì mi era iniziato a piacere. L'ho provata qua e ho provato a mettere la strofa, non mi veniva in nessun tipo di modo perché ovviamente avevo provato al pianoforte e quindi metterla poi su una base più... Allora ti rispondo io, sì, perché tu ho capito che giri tanto intorno, io sono più dritto di te. Allora, la base che abbiamo scelto e che è stata realizzata non ti piace, tanto è vero che hai detto che non la volevi fare con la base ma la volevi fare al pianoforte, corretto?
Corretto. Bene. No, avevo proposto, nel caso si può fare col pianoforte? Bene. Se No, non si poteva fare la non fa risposta è niente. no. Ok, allora la faccio Ok. così come mi è stata assegnata. Quello che io ti voglio dire, ok, è che tu sei qui per fare un percorso dentro una scuola. Certo. Se tu ritieni di sapere già tutte queste cose, che io non so la differenza tra una base che può funzionare o no, tra un pezzo che può essere giusto per te, come lo devi cantare, liberissimo, ma te lo dico col sorriso, di fare il tuo percorso. Però prendi la valigina e vai fuori da qua, perché fuori da qua puoi fare, sei l'uomo più libero del mondo. Ti scegli i produttori, le basi, i pianoforti, le canzoni, tutto quello che ti pare. Qui dentro devi fare un percorso diverso. Allora, devi scegliere cosa vuoi fare. Cosa vuoi fare? Voglio imparare, è normale. E soprattutto devo aprire un po' i miei... Cioè, sono chiuso sempre nel mio, forse sarà per questo, non lo so. Cioè, dovrei imparare ad ascoltare pure un po' gli altri, forse, al posto... Secondo me dovresti anche imparare non solo ad ascoltare, ma dovresti imparare anche a cosa ascoltare, perché io ti vedo, secondo me, anche vittima di quello che tu leggiucchi e spippoli ogni tanto sul tuo telefono o computer sul web, e ti spiego perché. Anna Pettinelli, alla quale hai capito che fai schifo, Sì, sì. ok, molto bene, ti ha detto delle cose pesantissime. Tu sei datato, soprattutto sei figlio di papà, sei Gigi D'Alessio 3.0. Ciò significa la brutta copia, Ok, traduzione. esatto, perfetto. Per me sei figlio di Gigi e basta. A me non me ne frega niente che tu sia figlio di Gigi D'Alessio, non ti trovo una brutta copia e non penso che tu sia datato. Ma infatti appena io avrò modo di confrontarmi con lei, io... Ma hai già avuto 2 puntate di tempo in cui ce l'hai avuta di fronte per rispondere e non l'hai mai fatto. In realtà l'unica cosa che hai fatto fino ad oggi, quando l'hai vista in puntata, invece di rispondere e di usare la mia faccia e quello che hai detto a me, che era infinitamente più piccolo, è stato chiederle scusa. Allora, fai una bella cosa. Quella maglia è sospesa, la lasci qua. Ok. Se tu nella prossima puntata canterai sulla base che ti ho dato io di Mengoni, se dovrai cantare l'inedito, la canterai come lo fa il produttore, ti ridò la maglia. Se continui in questo modo, la maglia resta qua, tu torni a casa dove sei libero di fare tutto quello che vuoi, col sorriso e con tanti auguri di buona carriera fuori da qui, ok? Va bene.